amici bellini, come andiamo? Io parlo piano perché è notte e non posso svegliare il vicinato. Vorrei essere lucido perché ieri sono stato un po' troppo. Cominciamo. Allora, io spero che non ci siano interruzioni perché lo sapete che ho dei problemi tecnici col computer e mi dovete stare a sentire. Benvenuto Fabio Sinno, tutti i nuovi iscritti, tantissimi nuovi iscritti. Sono emozionatissimo per il percorso del Napoli e per quello che sta facendo il canale. Siete straordinari. Lasciate like perché è arrivato il momento di darci anche una soddisfazione collettiva, come diceva Sarri, una gioia collettiva. È proprio Sarri, tutto ritorna e il destino è sfizioso e penso che farò anche pochi tagli, poco editing, perché dovete capire il mio stato d'animo senza l'editing del video, dove vado a raffica e non mi prendo pause. Penso che ci dobbiamo godere anche le pause. Questa volta è proprio importante, con un Ambrabam tattico. Andiamo, siamo pronti con le pagelle. Voglio fare le pagelle, voglio far vedere gli screenshot. Giacomino Raspadori, Felice Sciosciamocca, il mio Scarpetta. Andiamo a vedere gli screenshot. Ce ne sono pochi di screenshot da far vedere perché in realtà io comincio dall'81esimo. Il Napoli ci prova anche nel primo tempo. C'è un tiro di Quadrato centrale, un tiro di Nobile alto, Milik di testa che non dà fastidio, Kvara di testa, lo schiaffo a Kvara, Lozano che non gliela passa e poi Kvara, calcio di punizione deviato da Danilo. Poca roba, Napoli ancora non brillantissimo, però ha fatto la partita per completezza, visto che ieri in live non le abbiamo fatte vedere. La Juve non crea nulla, dovete guardare i pallini, e il Napoli crea presupposti quasi per 2 gol, poi ne arriva nel finalissimo il gol e va bene così. Però insomma, perché la Juve poi arriva a questo? Perché quei 2 famosi gol che vanno considerati annullati non vanno proprio presi in considerazione, perché quello di Vlahovic, la palla era uscita, e quello che poi porta al gol di Maria, cioè il fallo di Milik, che onestamente se gli altri, e non dovete farvi coinvolgere perché se gli altri vogliono dire delle altre cose va benissimo, la terra però continua a essere rotonda. Voi potete continuare a dire che la terra è piatta e non è che continuandolo a dire o alzando la voce la terra diventa piatta, la terra resta rotonda, sferica, gira. Quindi veramente lasciamoli perdere, perché esiste una narrativa parallela, un multiuniverso dove è fallo di Lobotka lì e il Quadrato era rigore e Gatti doveva subire lui, era lui. Veramente lasciamoli perdere e pensiamo solo ai fatti nostri, altrimenti rischiamo di avere delle reazioni come le mie. Non va bene. Qui volevo subito sottolineare l'impatto di Elmas, che entra al 68esimo al posto di Lozano che ha fatto una partita anche così, non è stato decisivo, però dà una grossa mano in difesa e quindi non me la voglio prendere nemmeno con Lozano. Qua Elmas tocca il pallone, rincorre il pallone, lo tocca quel tanto che basta, e vedete che qui c'è già Lobotka, Milik. Vedete Milik come sta basso. Che bello fare il centroavanti della Juventus. E qui la palla verrà toccata da Elmas e poi Lobotka e Milik andranno verso... Sembra un brutto... No, togliamo da me. Questa immagine resterà nella storia, perché poi non è detto che insomma Raspadori magari l'avrebbe segnato Kvara, magari lo segnava anche Zerbin, fosse entrato Zerbin, non lo possiamo sapere, ma la storia del calcio è questa. Entra Jack Raspadori al posto di Kvara, che aveva fatto comunque una buona partita, e la mette dentro di sinistro, un tiro anche bello, un gol non facile, con quella pressione al tempo, allo scadere proprio dei minuti,
è una cosa così emozionante che io vado in difficoltà. Questo è poi il calcio, tutti stanno ricordando, insomma, 2 gol ha fatto Raspadori, 2 gol pesanti che portano 6 punti. È bello, mi piace sottolineare che questa vittoria, che resterà nella storia per emozioni incredibili, venga firmata da Raspadori, che è stato meno protagonista quest'anno. Ha fatto delle belle cose anche in Champions, ora è stato meno protagonista perché ha giocato di meno in campionato. Se tutto fosse stato da parte di Kvara, tutto per Osimhen, magari quegli altri andavano meno sui riflettori, sotto riflettori. È bello anche questo che arriva da parte di Raspadori, un gol decisivo per questa stagione. Questa immagine si commenta da sola, è un giocatore disperato che, insomma, dopo aver subito un fallo da espulsione, meritava il rigore, l'annullamento della partita, la squalifica del campo e anche, insomma, notevoli punti di penalizzazione per la stagione futura. E Juan Jesus veramente la fa grossa, e quindi un uomo disperato che resta a terra, si dispera, si rotola, pensa al destino, pensa a se stesso, pensa: ma perché ce l'hanno tutti con noi, ce l'hanno tutti con me, e siamo al 92esimo e 14 secondi e Cuadrado resterà lì. Poi l'azione si sviluppa, e meno male che si sviluppa, perché poi il karma è questo. Io ho gridato come un ossesso per l'ammonizione a Cuadrado, che non arriva, nonostante Fabri dica non è fallo, e lui la chiede, quindi la devi ammonire proprio da regolamento, la simulazione devi ammonire, non arriva, ed è meglio, perché il karma vuole che l'azione continua, e magari se avesse fischiato per ammonirlo si sarebbe fermato il pallone, avremmo dovuto ricominciare. Invece l'azione si sviluppa e lui, che resta a terra, non va a coprire. È una cosa bellissima. E infatti nello sviluppo dell'azione vediamo che siamo 6 secondi dopo. Qui c'è Zielinski, faccio tutti i cuoricini. C'è Zielinski che ne supera un paio in velocità, fa anche una specie di tunnel, fa un'azione alla Kvara, e vediamo che guarda Osimhen, e si svilupperà un'azione interessante che porterà Osimhen a tu per tu con Szczesny. Si dice Szczesny, poi l'inizio è difficile, non lo so dire nemmeno io, ma il finale è ne, non si dice ni, ma non importa, ve la vedete voi con i vostri stranieri, non ha importanza. Fatemi dire questo, che colpo di tacco di Osimhen. Se vi trovate a fare dei messaggi, io non lo so, io me la devo godere questa settimana. Possono uscire anche dei video particolari, possono uscire 2 video al giorno, possono uscire degli short, non lo possiamo sapere. Voglio leggere tutti i vostri commenti e magari fare un video dove raccolgo le vostre emozioni, perché lo so che live poi dopo non riesco a raccoglierle tutte, e mi dispiace, visto che c'è stata una festa incredibile, Capodichino. Magari qualcuno che è stato allo stadium mi può scrivere, e mi scrivete nei commenti, lasciatemi dei commenti, io leggerò probabilmente in un video di domani, mi leggo tutti i commenti e facciamo le emozioni della community, come vi siete vissuti questa giornata che ci avvicina pericolosamente a una vittoria storica bellissima. Zielinski scambia con Osimhen, che di tacco gli restituisce il pallone. Zielinski gli restituisce ancora una volta il pallone di prima, e Osimhen poi si troverà a tu per tu con Szczesny che però gli sbarrerà la strada, e il Napoli dovrà ricominciare. Ma non si arrendono gli azzurri, la palla finisce qui, dove qui abbiamo il solito capitano che non si stanca mai e porta avanti il pallone. Vedete che questo non è quadrato, 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 questo non è quadrato e questo non è quadrato. Quindi quadrato sta lì, sta laggiù, sta probabilmente ancora a terra. E nel frattempo il signor Raspadori, che vediamo qui, ci penserà un pochino e si metterà in questa zona. Che poi vedete Elmas è qui, abbiamo Zielinski in questa zona, Zielinski da questa parte, Osimhen che è pronto a ricevere, e insomma si sta sviluppando l'azione dove Cuadrado dovrebbe fare il terzino destro, ma non lo fa perché ha subito un colpo inammissibile, rischio proprio di finire la carriera, e questo è il momento in cui, ricevendo da Zielinski, Elmas fa partire un cross di prima che scavalca tutta la situazione. Qui c'è Anghissà che riempie l'aria molto bene, Osimhen che sta lì pronto a ricevere, ma la palla è molto alta e arriva dall'altra parte, arriverà
Raspadori che farà un gol dove si perde la voce, il senno, si perdono le gambe, nel caso di Quadrado si perde proprio il senno. E ultimo ma non ultimo voglio segnalare Anguissa, che si prende al 96esimo e 59 secondi, quindi a partita finita, un minuto in più ce ne sarà un altro perché facciamoli segnare la Juventus. Sono sarcastica, mi dovete perdonare. Anguissa qui si prende il cartellino giallo, spendilo un fallo e prenditi un giallo, così non ripartono e devono ricominciare. Bravissimo Anguissa. E finalmente, e qua mi state dimostrando che avete imparato la lezione e che si arriva a certe vittorie, a certi trofei con un percorso di crescita. Si deve fare collettivo, di rosa, di società, di allenatore, di tutti. Si fa, lo capite, Anguissa ci è mancato, è come se ci è mancato, e quindi questa ammonizione gli merita il 7. Ora ci sono tantissime altre immagini che io voglio raccogliere, magari ve le faccio vedere domani, voi le avrete viste magari sui social. C'è una, chiaro, c'è la foto di gruppo che è bellissima, c'è un Lozano sorridente che è molto meno social di solito rispetto agli altri, invece partecipa alla festa. Osimhen che andava live su Instagram, Kvara con quel cappello, sono saliti sul tetto del pullman. C'è un'immagine però che posta Juan Jesus dal pullman con tutti i motorini a seguito ed è bellissima, è proprio un'immagine spettacolare anche cinematograficamente, con le luci del tunnel e tutti i tifosi che seguono con rispetto ma con affetto, e se siamo stati anche duri con i tifosi, qua invece dobbiamo dire che queste scene si vedono raramente in giro per il mondo e le vediamo noi, perché poi quando si tratta di esultare, di far sentire l'affetto ai propri giocatori, siamo probabilmente veramente ferrati, e quindi un'immagine bellissima. Chiudiamo con i voti, perché non posso parlare di Allegri, non posso parlare. Spalletti si sta togliendo dei sassolini, e ne ha detta una anche io ho dovuto faticare per arrivare ho dovuto fare il percorso, non sono di quelli che è arrivato subito ad allenare una squadra importante perché avevano le conoscenze, e quindi lui dice pure se lo sono meritati da giocatore, c'hai le conoscenze, finisci subito ad allenare una squadra forte. Io me la sono dovuto giocare. Si sta togliendo dei sassolini dalle scarpe, le scarpe coi tacchetti Spalletti, e fa anche bene. Meret 6,5, non viene onestamente chiamato in causa, fa una parata su un tiro centrale di Quadrado e poco altro. Bene, va bene 6,5. Do 7 a Di Lorenzo, anche lì qualcosina si poteva soffrire, ma è un capitano di uno spessore incredibile, un bravo ragazzo, capitano corretto, un giocatore corretto, instancabile. 7 al capitano. Voglio dare 7 a Kim, mi è sembrato di nuovo il Kim quello là, preciso, corretto, instancabile come il capitano, però di nuovo in forma, non in affanno. Bene, molto bene Kim e molto bene Juan Jesus 7, a parte il fallo da rigore gravissimo che fa. Do 6 a Oliveira, non mi ha fatto impazzire per mancanza di sovrapposizioni e soluzioni a Kvara, ma va bene anche lui. Do 7 ad Anguissa, di nuovo il centrocampo si è mosso bene. Lobotka l'abbiamo capito da Spalletti, che Lobotka è richiesto ad andare in avanti. Spalletti gli dice non stare troppo qui, vai in avanti così scombini la famosa gabbia che deve capitare intorno a lui, quindi in questo caso poi è Anguissa che si viene a spostare, Ndombele che dà una mano, insomma si crea questo triangolo che gira continuamente e non dà punti di riferimento agli avversari. Anguissa si prende 7 per quel fallo da ammonizione, è la prima volta che una ammonizione fa salire il voto, attacca e stacca, ma molto meglio. 7 Lobotka, entra a farsi far fallo perché anticipa Milik nell'azione che poi porterà al gol annullato giustamente a Di Maria. Molto bene Lobotka. Benino Ndombele gli do 6, ha fatto vedere dei buoni strappi, anche altre volte poteva andare al tiro prima. Benino non male. Lozano anche lui gli do 6, dà più una mano in difesa che non in attacco, va bene così. Osimhen 6,5, si danna,
cresce, Osimhen in crescita, questo significa che gli vedremo fare qualche altro gol prima della fine del campionato. 6,5 ci va vicino, Kvara anche 6,5, Zidane crea i presupposti, però poi quelli che sono entrati questa volta meritano dei voti alti. 7,5 ad Elmas, entra come un dannato, crea scompiglio dappertutto e mette l'assist vincente. 7,5 a Zielinski, anche lui spacca poi la squadra quando fa quella discesa. E 7,5 a Zielinski, 7,5 ad Elmas, diamo 9 a Raspadori perché questo gol è pesantissimo e ci fa avvicinare a quello scudetto, perché è vero, come è vero, abbiamo fatto i nostri calcoli matematici. Se il Napoli dovesse vincere con la Salernitana si può addirittura tifare Inter, o almeno non tifare Lazio, per cominciare i festeggiamenti. E compratevi le bandiere sul fluido.net, perché ce n'è una molto bella che è di gruppo, c'è il capitano e secondo me vi dovete andare a vedere. Da New York, Valerio Fluido è tutto, io vi bacio, vi voglio bene e vi chiedo scusa se sono stato un po' esagitato ieri, però Gatti che dà i pugni e non succede niente, Quadrado che cerca di derubare un risultato al 92esimo. Io ero pronto a pompierare una sconfitta immeritata, avrei firmato per un pareggio e il Napoli decide di andarla a vincere per stemperare qualsiasi tipo di polemica, perché i punti ridati, i punti che così è, invece non ci sono questi punti, se non avessero 5-1 all'andata, 0-1 al ritorno e muti. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saveri da soli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.